un doveroso preambolo prima che cominciamo la serata, perché questo palco mi ricorda qualcosa. Ero seduto qui 5 anni fa a presentare un libro e con me a moderare quell'incontro quella mattina, era un sabato mattina, e c'era un giornalista, Antonio Spadaccino. Oggi purtroppo sono stato al suo funerale, un bravo giornalista col dono della sintesi, della chiarezza e soprattutto dell'onestà intellettuale. E quindi vorrei che questa sera, così, un applauso per ricordarlo. Bene, e stamattina quando mi sono affacciato sui social, no, ho pensato, ho messo così un piccolo post sulla serata di oggi e ho pensato a questi due signori che abbiamo qua a fianco. Mi sono venute in mente le grandi salite del Tour de France. Perché? Perché il Galibier, il Tourmalet, in Francia le chiamano con un'espressione che dice tutto, hors catégorie, i fuori categoria. Ma i fuori categoria non tanto per piaggeria nei loro confronti, ma per l'eclettismo che esprimono questi due signori qui. Questi sono due signori che fanno tutto, che hanno saputo fare tutto, o tanto, diciamo. Giornalisti, scrittori, sceneggiatori, scrittori di testi teatrali. Dietro di loro sono due storie bellissime e per noi, per me, essere qui con loro questa sera è un grandissimo, oltre che piacere, è chiaramente un grandissimo onore. E vorrei partire dal tema della serata, no? Questo titolo, cosa non ci racconta il giornalismo oggi? Che messo così sembra quasi un titolo di un film di Hitchcock, tempi moderni, ma in effetti abbiamo vissuto 2 anni di pandemia, ora c'è la guerra, c'è questa contrapposizione continua tra informazione e la controinformazione. Ecco, ma stanno veramente così le cose? Cioè, com'è questo giornalismo di oggi? O meglio, più che quello che non racconta, poi lo vediamo, ma cos'è che manca, secondo voi, al giornalismo di oggi? Parlo del giornalismo in Italia, ovviamente. Parto io. Allora, intanto buonasera a tutti. Ho visto tutti gli sponsor di questo festival e fate concorrenza al Festival di Sanremo, mamma mia. Cioè, dovrete probabilmente allargare il bacino d'utenza l'anno prossimo, ma al di là delle battute mi fa piacere essere a Verona, che lo raccontavo prima in una mia, diciamo così, vita precedente dal punto di vista professionale. Quando facevo l'inviato in Italia, Verona era un posto dove venivamo ogni 2x3, perché ci fu un momento che succedeva tutto a Verona, il caso Ludwig, il rapimento Tacchella, il caso Maso, tutte cose brutte, ma sapete che i giornalisti, soprattutto di cronaca o di fatti italiani, che era la mia specializzazione di allora, si muovono quando ci sono delle cose brutte. Ma nelle cose brutte venivo in una città bellissima, di cui serbo dei ricordi bellissimi. Poi vabbè, la professione mi ha portato altrove, soprattutto all'estero, però questa sera mi fa piacere essere qua. Allora, che cosa manca al giornalismo di oggi? Al giornalismo di oggi mancano 2 cose, i soldi e il tempo. Perché i soldi e il tempo? Perché partiamo dal tempo. La velocità di trasmissione delle informazioni a causa o grazie, adesso la decliniamo poi per bene questa affermazione, dei social media hanno impedito quello che è una delle caratteristiche, quelle che dovrebbe essere una delle caratteristiche principali del giornalismo, e cioè la possibilità dell'approfondimento, la possibilità della verifica delle fonti delle notizie. E il fatto che adesso si possa essere informati, che è un gran bene da un certo punto di vista, nel giro di un secondo, con un click di chiunque si trovi in un luogo dove succede qualcosa, in tempo reale, siamo interconnessi in tutto il mondo, ha naturalmente dato questa velocità assoluta alla diffusione delle informazioni. Abbiamo una overdose di informazioni senza però la possibilità della verifica, e quindi questa velocità di informazioni che moltiplica la possibilità di essere informati, secondo il mio parere, risulta poi essere nessuna informazione. Le informazioni si succedono a un livello talmente veloce che una scaccia l'altra, senza avere la profondità, senza avere la possibilità di quello che vi dicevo, cioè del tempo. Quando io ho cominciato a fare questo mestiere, purtroppo devo dire ai miei tempi, ahimè, sono piuttosto anziano, il primo
il primo media che si aveva a disposizione, quello più veloce, era il giornale quotidiano. Io ho cominciato a fare il giornalista quando la televisione era fatta da due canali, il canale 1 e il canale 2, e chi voleva informarsi davvero non aveva questa gamma di possibilità che ha oggi attraverso la radio, i social media, la televisione, internet, eccetera, eccetera. E quindi noi avevamo almeno quelle 24 ore di tempo che ci permettevano, quando succedeva qualcosa, di poter verificare la notizia, che è appunto una delle condizioni essenziali del nostro mestiere. Nella battaglia con il tempo, evidentemente i media che propongono una riflessione o che comunque hanno la possibilità di approfondire sono perdenti. E sono perdenti anche perché accanto a questo c'è l'altra questione di cui ti dicevo, l'altra cosa che manca, che sono i soldi. Negli anni 90, qualcuno di voi se lo ricorderà, a parte i ragazzi più giovani, beati loro, che vedo qui nelle prime file, negli anni 90 arrivò in Italia la novità di un giornale gratis, no? Si chiamava Metro, era un giornale svedese, la prima edizione la fecero in Svezia e poi dilagò questa moda, per cui è invalso il principio per cui l'informazione poteva essere data gratis. Ma perché poteva essere data gratis? Perché la pubblicità ripagava i costi dell'informazione. E nel momento in cui ripagava i costi dell'informazione, il problema della vendita del prodotto che facevi si annullava, nel senso che bastava avere tanta pubblicità. È inutile dirvi, lo sapete anche voi, la crisi economica, eccetera, eccetera, ha naturalmente abbassato la possibilità che questa cespite di guadagno rimanesse così florida, e soprattutto contemporaneamente internet, i social media hanno alimentato l'idea che l'informazione potesse essere gratis, no? Quando in realtà l'informazione costa, e se diciamo che l'informazione è uno degli elementi essenziali della democrazia, e come tutti gli elementi essenziali della democrazia, per averla di qualità bisogna pagarla. Purtroppo invece l'abitudine, a causa della crisi economica che impedisce magari tutti i giorni di andarsi a comprare il giornale, perché le informazioni bene o male si trovano un po' dappertutto sui siti eccetera, ha fatto sì che i media tradizionali, quelli che diciamo così avevano un marchio di qualità dei quali potersi fidare, hanno cominciato ad avere dei bilanci in rosso. Faccio qualche esempio, cito il mio gruppo, il Corriere della Repubblica vendeva prima della crisi economica del 2008, la Lehman Brothers, eccetera, eccetera, 680.000 copie, oggi in media vende poco più di 100.000 copie. Il Corriere della Sera, dove lavora Giorgio, poi ce ne parlerà magari lui, ne vendeva 700.000 e adesso è avanti Repubblica più o meno con lo stesso scarto, 150, 160. E quindi si è ridotta la possibilità di avere quel denaro sufficiente per poter pagare l'informazione. Quando io facevo l'inviato all'estero, adesso faccio solo l'editorialista, non era un problema mandare dei giornalisti in zone di guerra, e un giornalista in zona di guerra costa molti soldi, però formi anche però lo formi anche a capire, per esempio, a lungo andare, no? Io dico sempre, mi hanno pagato per 30 anni per andare in giro per il mondo per fare cose che avrei pagato per fare, ma mi hanno pagato anche per formare professionalmente uno che loro avevano pensato che fosse importante poterlo fare. L'hanno fatto con me, l'hanno fatto con tanti altri. Adesso non è più così. Adesso i ragazzi che entrano in un giornale, a parte che la professione del giornalista è decaduta anche da questo punto di vista, no? Cioè, all'inizio, quando io ho cominciato, una persona che faceva il giornalista guadagnava uno stipendio discreto. Adesso un giornalista che comincia, in qualche caso, viene pagato 4 euro a pezzo. Capite dunque che c'è un rapporto molto evidente tra la remunerazione del mestiere del giornalista e la possibilità quindi di formare dei giornalisti che possano diventare poi autorevoli, avere tutti gli anticorpi necessari, per esempio, per contrastare la disinformazione, eccetera, eccetera. Attenzione però, non voglio dire che adesso il tempo e il denaro che manca sono due problemi irrisolvibili, perché altrimenti la chiuderemmo qui, il giornalismo è finito e ce ne andremo a casa. No, ci sono degli esempi nel mondo in cui il giornalismo, pur continuando a essere di qualità, eppur è riuscito in qualche modo a diventare remunerativo, purtroppo non ancora in Italia.
È successo negli Stati Uniti, è successo in Francia. Leggevo ieri su Le Monde il resoconto del loro bilancio annuale. Le Monde ha vissuto delle traversie pazzesche, ha rischiato di chiudere, eccetera, eccetera, però mantenendo quel livello di qualità che vi dicevo prima, regalandosi il tempo per poter avere dei servizi in esclusiva dai suoi giornalisti, eccetera, ha scommesso sulla qualità e oggi Le Monde, dati dell'altro ieri, non solo è tornato in attivo, è tornato in attivo di molto, e solo con l'online, cioè con quelli che fanno l'abbonamento via internet, poi si leggono il giornale sull'iPad, sta arrivando alla cifra che si erano immaginati di 1 milione di copie. Quindi noi siamo a metà di questo guado, in questo momento scontiamo, e poi la chiudo perché voglio far parlare Giorgio, ho già parlato fin troppo, scontiamo in questo momento questi due grandi problemi del tempo e del denaro, ma vedo che c'è un approdo, vedo che c'è questa riva, speriamo che anche l'Italia, come la Francia, come gli Stati Uniti, come la Germania, vedrete ogni tanto in televisione un direttore che ha un cognome italiano che si chiama Giovanni Di Lorenzo, che però è il direttore di Die Zeit, il cui giornale non ha fotografie, non ha grandi cose, sembrano pezzi paludati, colonne di piombo, senza nessun artifizio grafico, eccetera, eccetera, eppure veleggia tranquillamente oltre le 500.000 copie, che permette di fare ancora un giornalismo di qualità. Arriverà anche in Italia, avremo una nicchia di persone, speriamo il più larga possibile, che vorrà ancora avere questo tipo di informazione. Diciamo di sì, speriamo di essere ottimisti e che la prossima volta che ci vediamo cominciamo a vedere i frutti di qualcosa che è già successo altrove e speriamo succeda qua. Giorgio? Allora, buonasera. Sono d'accordo con Gigi su quello che ha detto fino adesso. Io ho un po' qualche preoccupazione su un sistema culturale un po' degradato, cioè è come se ci fosse una sorta di insistenza a dare rilevanza alla fuffa e a spostare un'abitudine o a non creare un'abitudine seguendo questa modalità che è di questo tempo della velocità. Cioè, io non sono uno che dice ai miei tempi era meglio, mi fa cagare, no, cioè, dico però che spessissimo l'approfondimento e la riflessione vengono trattati come temi noiosi, vecchiume, senza capire che magari quella roba lì ti la dà dopo la velocità, una velocità superiore. Allora c'è una sorta di sistema che riguarda anche la televisione, cioè ci sono troppi programmi televisivi di alto ascolto che sono, non so, per me un po' inguardabili, no? Vedo quando scanalo c'è una tendenza troppo votata all'audience dei talk show, per cui i dibattiti perdono qualità, sono spesso fatti, cioè, adesso ve lo dico francamente, io non posso vedere Sgarbi la Santanchè nel 2022 fare un dibattito, cioè, no, ma lo dico, è un fatto, cioè, una sera c'era, allora, non entro nel merito per non fare le questioni, ma non entro nel merito di cosa dice Orsini, questo qui che mi sta anche sul cazzo, perché è uno che specula sul fatto che sta sul cazzo, però se tu chiami Di Battista contro Orsini, vince Orsini, cioè Di Battista è uno che è come se fosse un mio compagno di scuola, che non si sa, però che è lì, è come se a me chiedessero di andare a dirigere la NASA e dico no, cazzo, è meglio che va quello là, perché sennò il razzo va su storto. Invece no, dico sì, vado. Allora, c'è un po', come dire, una sorta di concorso di forze per far sì che, però sono un po' più pessimista rispetto a Gigi, per fare in modo che ogni tipo di approfondimento venga un po' trattato come una cosa che annoia, che fa fatica, chiede solo fatica. Io ve lo dico qui sperando che, insomma, io faccio fatica a leggere il Corriere della Sera, che è il giornale per il quale lavoro, al quale lo leggevo da bambino, da ragazzino, quando leggevo la terza pagina, c'avevo i miei miti, dai, Gisto Corradi, Ettore Mo, questi. Cioè, sto dicendo che poi telefono lì, io litigo come un coglione, ma senza
Cioè, non puoi fare una pagina dove 3/4 di pagina è sul divorzio della Hunziker e un taglio basso su Tonga sommersa dallo tsunami. Anche l'abbinamento fa cagare. Cioè, no, sto dicendo, è il Corriere della Sera, Ostia. Cioè, quindi io sono un po'... sono oltre alle cose che dice Gigi, perché è vero questa cosa qui, no? Che non solo è un problema di costi proprio del fare giornali, ma è anche un problema di costi pagare le persone, quindi pretendere una qualità da chi lavora, perché se tu gli dai 3 euro un pezzo lordi a un ragazzo, non è che puoi star lì troppo. Però, insomma, ho un po' la sensazione che tutto questo rientri in una sorta di conformismo, perché poi il risultato è un po' questo, cioè se tu non sei abituato a stare dentro a approfondire, succede che è successo col Covid e succede adesso sulla guerra, succede su tanti temi, per cui tutte quelle zone grigie che pure fanno parte della realtà e che hanno dentro degli spunti di riflessione importanti vengano saltate un po' a pie pari, cioè se tu dici, lo dicevo prima lui a tavola, se tu dici vabbè l'Ucraina qualche cazzata l'ha fatta, ti impalano lì in piazza delle erbe, no? È come, io ho, per un motivo personale di una malattia cronica che ho, non ho fatto il vaccino per molto tempo, fino a quando ho dovuto farlo, e io litigavo con i miei amici perché dicevo no, ma io non sono ancora vaccinato, e ti trattavano come uno che andava a spaccare le vetrine. Cioè, c'è una difficoltà, perché dai giornali viene un po' fuori questo, no? Cioè c'è una difficoltà in questo tempo proprio a stare dentro una zona di riflessione, di approfondimento che è un po' lontana da quella dimensione lì, no? Di alcuni giornali all'estero, che invece hanno fatto una scelta di coraggio, secondo me premiata, che andrebbe fatta e che qui, se leggo un po' il contesto culturale che ho attorno, la vedo un po' più lontana. Cioè, mi pare di capire, si arriva a un certo punto in cui il marketing diventa una componente, un pilastro purtroppo, anche dell'informazione. Quando è secondo voi che c'è stato questo passaggio? C'è uno spartiacque questo passaggio? Beh, intanto Giorgio ha messo in rilievo un altro dei problemi, che è quello della competenza, no? È evidente, la potremmo racchiudere, no, sotto questo termine, che è vero, è un'altra delle questioni decisive, diventata molto più lampante ed evidente, è diventato più evidente questo problema proprio per quello che diceva Giorgio, cioè noi siamo passati da un'informazione praticamente monotematica sul tema pandemia dalla mattina al pomeriggio, la sera, la notte, eccetera, eccetera, ed ora alla guerra, immaginandosi che fare audience oppure vendere i giornali raccontando la lite Sgarbi-Mughini, che a me sono sembrati Robert De Niro e Sylvester Stallone che fanno l'incontro di pugilato nel film che è uscito, i due vecchi che si prendono a botte, no? E quindi dimenticandosi di tutto il resto. Il tema vero è la competenza. Cioè, io non voglio la censura ad Orsini, ovviamente, però il problema è che se tu mi crei un plateau, come si dice in gergo in televisione, dove la conduttrice Berlinguer è qui e lui sta davanti a lei, e gli altri che sono davvero esperti, dico una cosa che ho notato una sera, Paolo Magri, direttore dell'ISPI, che sta di lato, tu hai già scelto chi è il tuo interlocutore, tu hai già scelto quello che hai voluto far vedere al pubblico, io punto su questo qui perché farà casino, eccetera, eccetera. Quindi c'è una responsabilità anche nostra in tutto questo, no? In virtù di quel problema. Ma tu dicevi, io credo che non bisogna demonizzare il marketing e non bisogna nemmeno demonizzare il fatto che i giornali, come tutti i prodotti, devono essere in attivo, perché essere in attivo ci dà la libertà poi. Io mi ricordo, io ho cominciato che c'era ancora il piombo, no? Avevo 19 anni, al giornale di Bergamo c'era il piombo e i giornali forzatamente erano in deficit, perché c'era poi qualcuno che, ripianando il deficit, ti chiedeva in cambio qualcosa. Cioè, che cosa? Il fatto che su certi argomenti che interessavano l'editore, io, il giornale di Bergamo dove ho cominciato a lavorare era dell'Unione Industriali,
ed evidentemente dovevi fare la campagna perché si costruissero 8 ponti in Van Brembana, perché almeno i costruttori delle unioni industriali ci guadagnavano. Vi faccio un esempio così banale, ma evidentemente nel momento in cui tu hai qualcuno che ti ripaga le perdite del giornale, è chiaro che qualcosa vuole in cambio. Quindi il fatto di avere dei giornali in attivo è la garanzia di qualità di quei giornali anche, e soprattutto la garanzia di indipendenza. Quindi io non lo demonizzo il marketing, così come non demonizzo la necessità di tutto questo. E allora mi guardo intorno e però vedo che in questo paese di editori puri non ne vedo più. E non ne vedo più perché? Perché i giornali, come i settimanali, insomma come tutte le fonti di informazione, devono rispondere a un editore che ci mette dei soldi e che ha degli interessi in qualche campo dell'umano intraprendere. Allora, 2 cose. Io credo che da una parte ci sia un problema del pubblico che deve immaginarsi che l'informazione, c'è un caso, no? Fortunato, internazionale, è l'unico che, però stiamo parlando di 60.000 copie, di 70.000 copie, non di un giornale che può pretendere quotidianamente di essere un giornale omnibus, come si dice, no? Un giornale generalista che possa sopravvivere con quelle cifre. Io mi auguro che nel momento in cui in una democrazia matura e avanzata la gente si renda conto che l'informazione ha un costo e va pagata, e quindi compri le fonti di informazione, soprattutto si fidi di questi marchi e si possa avere la possibilità anche attraverso Le Monde, come ha fatto a sopravvivere, attraverso una cooperativa di giornalisti che in prima persona e anche a prezzo di molti sacrifici ripianava i deficit. Fino a quando non ce l'hanno più fatta, è entrato un investitore straniero, tra l'altro era un Rothschild, quindi vedete un po', però gli ha fatto firmare una carta dei diritti per cui la maggioranza rimaneva comunque alla cooperativa dei giornalisti e lui non avrebbe mai potuto intervenire su come si fa il giornale. Ecco, siamo lontani da questo, Giorgio, è vero, ma a questo credo che dobbiamo tendere, soprattutto facendo appello a chi ci legge. Tu, Giorgio, che ne pensi? No, è questo, no? Cioè, i giornali non li ha mai avuti dei rivoluzionari di sinistra proprietari, no? C'è sempre stato connesso un interesse di una proprietà, no? Ma questo cioè, io ho lavorato tanti anni a Mediaset, devo dire che ho avuto più libertà a Mediaset rispetto al Corriere, per esempio, cioè non è mica detto, sto dicendo però, dipende poi, vabbè, comunque, il problema è un problema anche secondo me di formazione, cioè secondo me è più di competenza, che, come diceva prima, cioè molto spesso non hai più chi ha voglia di formare, di insegnare, di far rifare un pezzo, perché non succede, cioè io ho rifatto pezzi, mi ricordo che la prima volta da Beppe Viola mi ha strappato il foglio davanti, non avevo neanche usato la carta carbone, ho detto cazzo non c'è più niente, cioè non c'avevi il computerino che salvava niente, no? Ecco, cioè vedo che non c'è una spinta a leggere o a migliorare la qualità del linguaggio, che significa affascinare, perché la lettura in questa cultura che è visiva, cioè io ho 3 figlie, mi accorgo che la loro formazione è più da vedenti che da lettori, da lettrici, no? Ma non sto neanche giudicandolo, cioè secondo me sarà diverso, no? Però dipende cosa fai nella vita, cioè se tu fai questo mestiere hai un po' il dovere, visto che è un privilegio, perché è un mestiere meraviglioso, cioè sì, è proprio una bella cosa secondo me per chi desidera poterlo fare. Ma insomma c'hai qualche dovere da espletare in termini di qualità del linguaggio, di ispirazione, cioè di uscire dal tuo comfort culturale per farti sorprendere, provare a sorprendere, provare a arricchire il tuo fare. E questo vedo che non succede un po' perché non succede, nel senso che se tu guardi troppo il telefonino, le serie, quelle cagate lì, dopo resti un po' lì, e un po' non sei invitato a farlo da chi
ti dovrebbe insegnare a fare questa cosa, perché in qualche modo tutte queste cose che sono state dette, questo meccanismo, trita il dettaglio, trita l'istigazione al miglioramento della tua qualità personale, che potrebbe anche sbocciare, potrebbe dare delle cose straordinarie, la tua arricchimento personale. Cioè, se io guardo un quadro di Rothko, di cui non so, e può succedere qualcosa che è diversa dal guardare una cosa che vedo tutti i giorni, che ho già visto. Se io mi avventuro in un paesaggio che non conosco, un po' scosceso, ma può essere che è un'emozione e un sentimento che poi trasmetto. Ecco, secondo me il problema è un po' qui, no? Che è individuale, però che nessuno o raramente gli elementi del sistema incitano a... Posso aggiungere una cosa? Vi voglio fare un esempio rispetto alle cose che diceva Giorgio. Stasera magari sarò quello che vuole sempre dire, io sono un ottimista per natura, quindi vi racconto una cosa ottimistica, no? Prima parlavano di Tonino Guerra. Esatto, l'ottimismo è il profumo della vita. E il fatto di soffrire sulla parola, no? Per cercare di affinare il linguaggio, che è una ricerca continua che dura tutta la vita. Mi è capitato, prima di uscire dalla redazione e quindi di scrivere da casa, di fare l'editorialista e basta, mi è capitato negli ultimi anni che ero al giornale una persona, che adesso vi dico chi è, che si presentò al mio giornale e mi disse: io finora ho fatto della televisione, ma vorrei scrivere. E io l'ho guardata e ho detto: se hai fatto solo della televisione, che adesso ti rivolge a un media che è più obsoleto della televisione, sei una romantica e una pazza. Però l'abbiamo messa alla prova. Ha mandato il primo articolo, gliel'ho fatto rifare 4 volte, 4, e tutte le volte le spiegavo perché doveva rifarlo. Non erano pezzi scritti male, ma avevano 3 righe, un punto a capo, perché la televisione ti abitua allo slogan, eccetera, eccetera. Questa persona, dopo 4 volte che ha rifatto il pezzo, mi ha chiamato per ringraziarmi, e adesso vi dico chi è, perché l'ha apprezzata in televisione e non solo tutti i giorni sulla stampa, è Francesca Mannocchi. Ci sono delle persone come Francesca Mannocchi che quel gusto che tu dicevi, quella ricerca della parola, quella ricerca di migliorare il linguaggio, eccetera, eccetera, evidentemente ce l'hanno così dentro, hanno succhiato questa possibilità che tu dici e la stanno esperendo fino in fondo. I pezzi di Francesca Mannocchi li leggerete forse sulla stampa in questi giorni o la sentirete parlare in televisione da Kiev, sono meravigliosi, e ha cominciato così. Quindi comunque, al di là delle competenze, del talento, ovviamente che è la base di tutto, però se non ci sono i maestri, e ora forse uno dei problemi è che scarseggiamo di maestri. Assolutamente. O no? Non sei convinto? No, non lo so, dico però che non importa. Cioè, devi provarci lo stesso, non è che hai bisogno di uno che ti spinga. Se tu hai quella fame lì, quella voglia lì, e riesci a fare quel lavoro lì che volevi fare, ci puoi anche mettere un po' del tuo. Cioè, io insegno da 4 anni al Master di Comunicazione dello IUM di Milano, che è una figata perché imparo io. Cioè, a me l'idea di stare con dei ragazzi che hanno 22-23 anni mi piace, perché mi fanno un mazzo così su certe cose, proprio sono gnuccone io. Però la prima cosa che faccio quando arrivo all'inizio dell'anno, domando: cosa state leggendo? Niente. Che niente è un po' poco, cazzo. Cioè no, sto dicendo, io gli dico sempre, se fosse un master di idraulica è un po' grave, ma così, no, sto dicendo, ma aspetta, non è che io voglio che leggano perché, dico, ma no, allora, io ho letto tanto, leggerei ancora, secondo me per scrivere vi serve, però mi va bene anche che voi mi dite, no, io non leggo, ma faccio quest'altra cosa che mi aiuta così cosà, a proposito di imparare. Ma invece non c'è, siamo un po' in un guado, secondo me, no? Cioè è come se ci fosse ancora una fascinazione da tecnologia, ogni tanto mi accorgo, cioè io che non la uso tanto,
avendo 3 figlie di età diverse, vedendo sti ragazzi qua tutti gli anni, vedo che sono ancora un po' troppo innamorati, tirati dentro da quegli strumentini lì, e quindi non sono ancora, forse la generazione appena ancora a loro volta, in una modalità loro, critici rispetto agli strumenti che hanno, così come siamo stati noi, cioè la controinformazione, le radio libere, cioè, è successo a un bel momento che dicevi il Corriere della Sera, per esempio, ma rotti i coglioni, no, io voglio fare a Rai nudo, cioè c'è stato un momento, ecco, non siamo ancora, secondo me, in quella fase lì in cui i ragazzi, i fruitori della rete, dicono sì, però mi avete rotto il cazzo, voi e i vostri tweet, ma ha rotto i coglioni questa modalità, ci vado dentro criticamente, oppure mi astengo, la uso non sempre. E mi ricordo che un anno, a proposito di piombo, li ho portati in una stamperia a Milano dove facevano il piombo, facevano l'ultima che è rimasta, guardavano questi banconi come se guardassero le crociate, il Medioevo. E io ho detto, guarda, sono vivente, l'ho visto. No, però siamo partiti in metropolitana, alla seconda fermata li ho fatti scendere tutti, perché hanno fatto le prime 2 fermate così. E gli ho detto, allora, nel frattempo è passata Miss Mondo nuda, uno con un infarto, uno stronzo, uno che poteva diventare tua moglie o tuo marito, non avete visto un cazzo. Allora, mandate 2 mail, se dovete mandare, poi guarda, no, però sono io vecchio che rompo i coglioni e mi tolgo. Dico che forse però quella sorta di abitudine un po' passivona di guardare il telefono forse verrà messa in discussione da chi lo sta facendo, non per leggere, magari per fare altro, per guardare Miss Mondo, ammesso che passi, però insomma, succederà. Io neanche io sono pessimista, sono un po' amareggiato perché faccio fatica, perché sono pirla, però penso che veramente ci sia, cioè, i secoli bui, no? C'è un tempo più scuro di un altro e poi succederà qualcosa che sarà diverso da quello che ha formato noi e che piace a noi come generazione, piacerà a loro. Ma prima parlavate di talk show Orsini, non Orsini, mi viene in mente sta vicenda del Copasir, cioè non è proprio un bel segnale per l'informazione, o sbaglio? No? Sì, pensate? Guarda, a me nel momento in cui dei politici, fosse anche il Copasir, mettono becco in quello che succede nel mondo del giornalismo, mi sembra un'invasione di campo assolutamente riprovevole. Allora, è possibile, tanto lo vediamo tutti che alcune di queste persone sono pagate da Putin piuttosto che dall'informazione dal Ministero della Difesa di Mosca, eccetera. Ma dov'è il problema? Cioè, voglio dire, il problema sono gli anticorpi che qualche professionista dell'informazione, soprattutto dei talk show, dovrebbe avere per arginare tutto questo. Io non devo aver paura del fatto che qualcuno vada in televisione a dirmi una cosa diversa dal mainstreaming, no? Come dicevi tu prima, per esempio, rispetto al Covid. Perché ne devo aver paura? Il problema è, ho letto, guarda, un articolo l'altro ieri su Repubblica, un intervento di questa Francesca Bria, che è una consigliere di amministrazione della RAI, no? E l'ho trovato assolutamente pertinente, quando lei proponeva alcune cose. Questa credo che sia una giovane donna che peraltro è stata già anche consigliera della sindaca di Barcellona quando fu eletta, eccetera, eccetera, che è una che ha studiato in 8 università, insomma, e che proponeva una cosa molto semplice, la formazione dei conduttori di talk show. Cioè, esiste anche un mestiere del conduttore del talk show, perché non è possibile che chiunque possa condurre un talk show, perché colui che conduce un talk show è il direttore d'orchestra, ma se il direttore d'orchestra non conosce come suonano gli strumenti, probabilmente dal concerto viene fuori un casino. E allora, per sapere come funzionano gli strumenti, evidentemente mi sembra un po' complicato che tu che conduci un talk show e hai quelle competenze sul Covid, poi lo puoi condurre anche sulla guerra, perché sono 2 cose totalmente diverse. E allora se tu hai una competenza, io per esempio ho fatto 30 anni le guerre, forse non mi interessa andare in televisione, ma forse un talk show sulla guerra sarei in grado di guidarlo, no?
mentre invece un talk show sul Covid mi sarei bevuto tutto quello che mi dicevano i 4 esperti che avrei invitato e non avrei avuto la possibilità di fare il direttore d'orchestra di tutto quello. E torniamo al problema delle competenze. Allora, non ci deve spaventare che qualcuno arrivi delle cose controcorrente o delle cose anche false, a patto che chi si trova su quel palco abbia la possibilità, senza urlare, perché questo è un altro problema della televisione italiana, di poter contrastare certe idee che vengono facendo del fact-checking, come si dice, e tu puoi fare il fact-checking solo se conosci perfettamente quella materia. Non mi sembra un grave problema se Lavrov parla alla televisione italiana, come è successo, eccetera, eccetera. E non mi stupisco nemmeno che Lavrov parli alla televisione italiana e il conduttore gli faccia le domande lo sappiamo che funziona così. Il problema è la certificazione. Allora, signori, fra poco andrà in onda un'intervista con il ministro degli esteri russo Lavrov. Sappiate che questa intervista è nata in questo modo. Sappiate che ci è stato imposto di mandare delle domande e solo quelle, eccetera, eccetera, che ci è stato posto il divieto di fare un altro tipo di domande, eccetera, eccetera, ma ci è sembrato comunque un documento interessante perché comunque sentiamo il punto di vista del Ministro della Difesa. Il Ministro della Difesa parla e quindi tu hai disegnato il perimetro entro il quale è nata quell'intervista e hai informato gli spettatori che, attenzione, questa intervista nasce, ma io non ho avuto tutta la libertà di avere un'intervista con contraddittorio, come succede, guardate, in tutto il mondo, succede sempre così. A me è capitato di intervistare Sharon, mi è capitato di intervistare Arafat, mi è capitato di intervistare De Villepin quando era primo ministro della Francia, mi è capitato di intervistare Izetbegovic, Tudjman, Milosevic, eccetera. Non è mai successo, salvo il fatto che poi tu ti premuravi all'inizio dell'articolo di dire l'intervista era stata concordata, le domande erano state mandate in precedenza, è stata chiesta, pensate, Le Monde ancora oggi, quando pubblica un'intervista, scrive un distico all'inizio segnalando ai lettori che l'intervistato ha voluto rivedere il suo virgolettato. Che significa? Allora, se tu fai un'operazione di trasparenza, non devi aver bisogno di quello che succede dopo. Il problema è che nell'incertezza, nella paura, no, che nasca un possibile pensiero che esula dal seminato. Draghi ha detto che bisogna mandare armi all'Ucraina, guai al mondo se qualcuno in un talk show della RAI dice qualcosa contro. Ma perché? Ma perché se io in quel dibattito gli metto accanto qualcuno che spiega perché è anche giusto? Perché è un dibattito. Esatto. Già la parola Anche perché è stessa, un si dibattito. dibatte, vuol dire che non è che deve essere Quindi il un problema coro. anche da parte nostra è la trasparenza rispetto a come si forma l'intervista, come si forma la notizia e soprattutto, e torniamo alla competenza di chi conduce il talk show. Sì, aggiungo una cosa che devo dire perché è un fatto della mia generazione, è un motivo per me di... C'è troppa collusione con la politica. Certo. Io vedo un sacco di sedicenti o persone che passano per essere grandi giornalisti o grandi intellettuali, purtroppo devo dire molti di sinistra, col culo nel burro da tutta la vita, cioè non si mettono mai in una posizione di contrasto. Guarda i nomi dei direttori dei giornali, dei telegiornali, cioè sono quasi tutti... Guarda, io faccio una rubrica a gratis, ovviamente, sul giornale che si chiama Scarpe de Tennis della Caritas, che sono bravi, fanno un bel giornale. Ogni mese è una persona. E mi hanno chiesto 2 mesi fa di farlo su Pasolini. Ho detto, ma no, cazzo, hanno scritto tutti su Pasolini, dai ragazzi, vabbè, facciamo. Tu leggi di Pasolini e dici, ma questo qui sì che c'aveva le palle. Perché era contro, al punto da dire, io sono un omosessuale persino un po' perverso, quindi io sono, negli anni della contestazione, sono contro quei coglioni coi capelli lunghi, no, ma da sinistra lo dice, cioè, è un la tipo famosa poesia di... Sì, no, sto dicendo che è una modalità di essere un intellettuale indipendente difficile da trovare, perché fare una polemica un po' contro davvero rischi di perdere qualche vantaggino, qualche paraculata,
qualche cadreghina. E questa cosa qua è una cosa che mi rompe i coglioni, cioè, devo dire. Diciamo, sì. è No, una perché io sono, questione no, allora, di lo dico, competenza no, e lo di dico, paraculismo. no, lo dico, io sono un soldato asburgico, cioè non ho mai fatto una cena, un pranzo per avere un vantaggio, non ho mai fatto una telefonata, cioè io lavoro, non ho mai chiesto uno sconto, non ho mai lasciato una macchina in doppia fila in tutta la vita, sono un coglione. No, sono un vero coglione. Però Paghi anche le tasse? pago tutte le tasse, non Pensate. ho mai fatto un nero. Ecco, questa roba qua mi fa girare un po' le balle, perché vedi, cioè ti cade lì, perché sono bravi giornalisti e non sto parlando. Però quando arrivi al dunque, vedi che scarligano, come diciamo a Milano, scarrocciano un po'. Allora, io ho un amico caro che lavora al Guardian a Londra, e 2 anni fa a Natale mi ha scritto e mi ha detto: ma chi è sto Paragone? No. Che c'è stato un periodo che tutti i giorni c'era un pezzo su questo cretino qui. Gli ho spiegato, e lui un giorno mi ha detto: ma da noi la maggioranza delle persone non sa neanche come si chiama il ministro dei lavori pubblici. Non c'è un pezzo, cioè il governo decide una cosa, se non c'è un'opposizione, un casino, quello che dice l'opposizione, non scriviamo una riga, no? Questo fatto di dover dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè ad avere sempre buoni rapporti con tutti, no? Perché comunque può servire, è una cifra di molti di questo tempo, è una cifra. Io vi porto dai tempi vostri a quelli attuali. Cioè siamo nel 2022. Eravamo già agli attuali. Siamo nel 2022, facciamo che voi avete 17, 18 anni. Lo fareste ancora sto mestiere? Ma guarda, alle condizioni attuali no. No, io se mi dicessero oggi di cominciare a fare io ho fatto il giornalista perché volevo girare il mondo e avevo l'idea, si fa il giornalista girerai il mondo, no? Si diceva ai nostri tempi. Adesso si fa il giornalista, girerai le informazioni, girerai il quartiere e girerai il mouse delle informazioni su internet. Quindi io ho sempre avuto un amore per la scrittura e quindi mi piaceva immaginare che la mia vita fosse che potessi guadagnarmi la vita scrivendo, no? E quindi oggi proverei forse un'altra strada, che è poi quella che ho intrapreso quando sono uscito dalle redazioni e coi giornali adesso ci collaboro soltanto, cioè quella di scrivere libri. Peraltro di scrivere libri a proposito del tempo, in qualche modo imitando quello che facevo prima, cioè io ho scritto, prima avevo scritto solo dei saggi delle zone di guerra dove ero stato, no? E dal 2016, quando sono uscito dalle redazioni, ho scritto 3 libri che sono che riguardano degli argomenti di estrema attualità, ma avendo avuto quell'anno e mezzo di tempo per poterli approfondire. L'ultimo che ho scritto, che è uscito di recente, è sul Covid. Io mi sono regalato il tempo di fare un libro, quello secondo la tecnica che si chiama letteratura del vero, cioè una storia vera raccontata come un romanzo, ma una storia vera, e non ho fatto altro che, non sono un romanziere, sono una persona che ha trasformato le 150 righe del giornalismo in un articolo di 200 pagine, di 250 pagine. Quindi in qualche modo essendomi affrancato dalla necessità di stare dentro una redazione, ho voluto continuare a quello che facevo prima, semplicemente invece di fare i 100 metri, che sono le 100 righe per il giornale, di fare la maratona. E me lo sono regalato. Oggi, se avessi 17 anni e ne avessi la possibilità, farei questo. È esattamente quello che faccio adesso. Ma insomma, io ho fatto il giornalista in antagonismo, in opposizione totale a mio padre, che era uno, cioè, non gli hanno dato un lager perché era in Italia, ma se fosse stato in Germania gli davano uno a gestire. Porastella, no, lo dico con affetto, però insomma l'ho fatto, invece adesso dovrei chiedergli una mano, cioè adesso dovrei chiedere alla mia famiglia se mi sostengono, perché la vita che ho fatto io, nei tempi che ho fatto io per rendermi indipendente, mi pare quasi impossibile, cioè dovresti avere una famiglia che ti devi essere ricco di famiglia che ti sostiene, no? Devi avere dietro qualcuno. Però
Cioè, se io prendo in valore assoluto il mio rapporto con questo lavoro qua, lo rifarei sì, perché anch'io, cioè, scrivere, poter raccontare, ma anche viaggiare per me, secondo me uno può viaggiare anche guardando una casa, una scritta su un muro, cioè, penso che sia possibile fare dei viaggi straordinari indipendentemente. La sensibilità è un biglietto aereo. Sì, dai chilometri, per cui se penso a me come sono fatto io lo rifarei sì, no? E sono cambiate le condizioni, per cui sicuramente non potrei fare in antagonismo a mio papà oggi, perché gli dovrei chiedere il grano per campare e mi manda a cagare se fosse in antagonismo. Parliamo di libri? Parliamo un po' di libri, dai. Sempre però, comunque, cosa non ci racconta il giornalismo oggi? Voi l'Italia l'avete raccontata a modo vostro, no? Partiamo da te, Gigi. Tu l'hai raccontata in sto libro, Il più crudele dei mesi, storia di 188 vite. Il Covid a Nembro. Sì. La letteratura del vero. Sì, esatto. Questo è l'ultimo libro che ho scritto, che è uscito 2 mesi fa. Scusa se ti interrompo, perché poi ho letto una sua intervista, per curiosare un po', e quando ti hanno chiesto, perché si accostava questa parola, siamo dentro una guerra, no? La guerra, la pandemia, la guerra, e tu al giornalista che te l'ha chiesto gli hai risposto, piano, perché dalla guerra si esce denutriti, dalla pandemia si esce obesi. Esatto. Sì, perché allora, intanto contestualizziamo la cosa, nel senso che io ho scritto questo libro perché sono di Nembro, sono originario di Nembro, e Nembro è stato probabilmente il paese più colpito non solo in Italia ma in Europa in percentuale sul numero degli abitanti. 188 morti in 2 mesi, per darvi una dimensione, Nembro ha avuto 126 morti nella prima guerra mondiale e 98 nella seconda guerra mondiale. 188 in 2 mesi a causa del Covid. E proprio perché non mi sembrava esaustivo tutto quello che era stato scritto, no? E mi sembrava che fosse un esercizio di memoria cercare di raccontare un microcosmo che poi era quello del mio paese. Io di quelle 188 persone che sono morte, che appartengono alla generazione naturalmente precedente alla mia, cioè la generazione che aveva rifatto il paese, ne conoscevo i 3/4. E quindi mi sembrava interessante, c'è una frase che mi suonava in testa scrivendo questo libro, che è: se conosci bene il tuo metro quadrato conosci il mondo, no? E io il mio metro quadrato di Nembro lo conoscevo bene, le notizie che sono andato a inseguire in giro per il mondo per 30 anni mi avevano stavolta inseguito loro a casa mia. E quindi mi sono detto, un po' perché mi sembrava importante fare memoria di quello che era successo a Nembro, un po' perché mi sembrava che Nembro potesse essere il paese paradigmatico del coronavirus, perché bene o male, poi per scrivere il libro mi sono andato a rileggere naturalmente tutto quello che era uscito prima, no? La peste in Atene di Tucidide del V secolo, ovviamente il Manzoni, ovviamente Camus, la peste a Londra del 1664, il Boccaccio, la peste nera, eccetera. E se tu ti rendi conto, e mi rendevo conto parlando con i miei compaesani di Nembro, che in fondo i comportamenti umani non sono cambiati dalla peste in Atene di 2500 anni fa ad oggi, perché anche lì è arrivata la peste, c'era la sottovalutazione iniziale, il timore che serpeggia, i morti che cominciano ad accatastarsi e quindi la paura, le persone che in un paese come Nembro, piccolino, 11.500 abitanti, si sentono additati come gli untori, quindi, e però anche contemporaneamente la solidarietà che comincia, no? Il bene comune che torna a essere un bene comune. E quindi attraverso Nembro ho immaginato di poter raccontare in 200 pagine, non in 200 righe, una cosa paradigmatica della prima ondata del coronavirus, che potesse essere letta anche a Catanzaro piuttosto che a Bolzano, e dove in fondo si saranno provate le stesse cose, anche se l'entità di incidenza del virus è stata minore. E io credo che, e l'ho fatto proprio perché, come ho fatto anche l'altro libro mio, l'hai presentato tu un'altra volta, no, Farouk non l'hai presentato, no, l'hai presentato l'altro ancora. Cioè, io ho Amadou. Tu hai Amadou, sì, e sai anche, vabbè, Farouk però lo conosci. Ed è la stessa cosa che ho fatto anche in queste altre nell'altra occasione di Farouk,
dove ho raccontato la fine della Jugoslavia vista attraverso un calcio di rigore che il capitano della nazionale di calcio Jugoslavia ha sbagliato a Firenze durante i mondiali del 90, rimanendo convinto che se faceva quel rigore il paese non sarebbe imploso e non ci sarebbe stata la guerra, cosa che era una follia, ma evidentemente il fatto che lui lo dicesse ne faceva il capro espiatorio letterario, cioè un archetipo che sta alla base della nostra letteratura. Ma perché tutto questo? Perché io ho sentito a un certo punto l'esigenza non di tradire il giornalismo, ma se possibile, insomma, se sono capace, se ci riesco, di sublimarlo usando le tecniche del giornalismo per fare sperabilmente un po' di letteratura. E io credo, e oltretutto non è che ho inventato niente di nuovo, per carità, cioè, se tu ci pensi ci sono degli esempi, Truman Capote, grandioso, che scrive a sangue freddo applicando le tecniche del giornalismo e diventa il capostipite di questo filone della letteratura del vero. Non so, Gabriel García Márquez viene dal giornalismo, ma pensa a Carrer prende dei fatti di cronaca, i giornali li esauriscono il tempo che durano e lui va a scavare, riempie una casa piena di appunti e poi li, come se facesse la grappa, centellina tutti gli appunti e ti restituisce tutta la verità, per esempio su un fatto di cronaca nera che sconvolse la Francia. Se tu vuoi sapere tutto di quel fatto, una volta che i giornali hanno esaurito il loro compito, anzi non hanno esaurito il loro compito, ti leggi il libro di Carrer che si chiama L'avversario. Quindi mi sono detto che questo non è come dicevo anche prima, ho pensato che ci sono degli eventi che se tu ti cimenti, io ho riempito anch'io nel mio piccolo, vabbè, Truman Capote riempì un tir di appunti, no? Poi impazzì per scrivere a sangue freddo, però una stanza di appunti sul Covid della prima ondata, prima di cominciare a scrivere, l'ho riempito. Ma che idea ti sei fatto? Come è stato raccontato il Covid in Italia? Ma guarda, come tutte le cose, qui dovremmo fare un ragionamento anche sul rapporto del giornalismo che riguarda soprattutto la guerra ma anche il Covid. Io che sono profondamente, adesso non voglio usare dei paroloni ma per intenderci brechtiano, cioè credo che lo straniamento rispetto a una cosa che uno legge o guarda a teatro o guarda al cinema sia importante, noto che per il Covid, esattamente come per la guerra adesso, i media in generale hanno puntato molto di più su un'informazione lacrimevole. Attenzione, non voglio dire che non bisogna raccontare il dramma dei profughi, raccontare le storie individuali, eccetera. Però io penso anche che tutto questo, e me ne sono reso conto nella prima guerra che ho seguito profondamente, che sono l'assedio di Sarajevo, dove io sono stato 4 anni, che l'esposizione dei drammi delle persone, l'esposizione del sangue a tutti i costi, eccetera, eccetera, allontanava dalla comprensione del fenomeno. Cioè l'esibizione del male alla fine ti comportava lo spettatore o a spegnere il televisore o a chiudere il giornale. E la cosa che io ho sentito di più, sia col Covid che con la guerra, è stato esattamente questo, che sono mancati tutti i meccanismi di comprensione dei fenomeni, cioè, o meglio, ci sono stati ma erano edulcorati e si perdevano nel mare magnum delle storie lacrimevoli che secondo me allontanano dalla comprensione dei fenomeni. E dunque io credo che noi dovremmo farci un esame anche su questo a proposito di qualità, di competenza, eccetera, eccetera. Perché io durante il Covid ho visto Silvio Garattini, cioè credo il nome mondiale del tema vaccini in televisione 2 volte. No? Allora, se tu hai Garattini 2 volte e Burioni che deve fare la sua battuta piuttosto che qualcuno, come si chiamava quello che faceva il bastian contrario anche sui vaccini, eccetera, 100 volte, allora non va bene. Esattamente come non va bene avere Garantini che magari ti fa capire perché devi fare il vaccino o non lo devi fare, eccetera, eccetera, o quali problemi comporta e bla bla bla, sì, però siamo sempre nella piuttosto che avere 20 minuti di informazione che riguarda solo delle cose lacrimevoli rispetto a questo, certo, che devono starci per carità, ma il problema è il dosaggio. Io credo che l'informazione abbia perso la voglia di andare a scavare dietro le cause profonde. Adesso ogni pomeriggio, per un problema che non è più nemmeno professionale ma di interesse mio, mi guardo molta televisione ovviamente perché la guerra, voglio essere informato, non posso andarci,
forse ci andrò, adesso vediamo, c'è mio fratello lì, non dirlo ai nostri parenti, va bene, ok. Perché ormai dicono tutti che sono vecchio per andarci, io mi sento ancora le gambe buone, però vabbè. E ti dicevo, quando per 3 ore Mentana e Fabbri stanno a parlare, Tutti i giorni. tutti i giorni, ma cosa avrai da dire ancora? Lo sai quante pagine al massimo ha fatto Le Monde da quando è scoppiata la guerra, dal 24 febbraio ad oggi, sulla guerra? 4. Eppure io su Le Monde trovo tutto quello che devo sapere, molto di più che sul Corriere della Sera o su Repubblica o sulla Stampa, che hanno fino a pagina 20. Dunque, come abbiamo trattato il Covid? Lo abbiamo trattato come trattiamo tutte le cose, prendendo solo il lato racrimevole della cosa, che ci deve stare, ma attenzione, con una dose metadonica. In compenso però sappiamo molte cose dell'Eurovision. Esattamente. Di cui non è mai fregato una minchia a nessuno. Cazzo, Quest'anno nessuno, non si ma- capisce perché. Anzi, lo pigliavano per Ma il io culo non so. tutti una volta. Vabbè, no. Perché l'hanno vinto i Maneskin l'anno scorso e quest'anno Anche gli i Maneskin, ucraini. ma vabbè. No, vai, ma scherzi, vai. No, vai, io... No, ma vai. No, ma ci siamo. Era finita una battuta su questo. No, Tutto su questo. Senti, invece tu l'Italia l'hai raccontata in Atlante Sentimentale, no? 40 tappe, 40 luoghi, tu ti sei girato l'Italia dal Friuli fin giù in macchina. Allora, intanto ti domando, a ristoranti com'è andata e quanti chili hai preso? No, andava male perché era sotto pandemia quasi sempre, non c'era un cazzo da mangiare in nessun posto. Per cui il ristorante... È la sfiga. A Mammoiada, in Sardegna, non solo c'era pandemia, ma c'era una ordinanza del sindaco, per cui al mattino, per bere un caffè, ho aspettato che aprisse un supermercato e ho mangiato un pocket coffee, che è il massimo del minimo umano. Per cui È un tristotto un po'. È tristissimo. Senti, tu hai parlato di libertà ritrovata nello scrivere quel libro lì. Cosa volevi dire? Cosa No, intendi? perché- Che Italia hai trovato poi, ti chiedo? Intanto ogni strada che prendi vai, trovi dei posti che sono mai saputo della loro esistenza, sono straordinari. E quel discorso che abbiamo fatto prima, cioè l'idea è nata dal fatto che un giorno a Milano, io sono un ansioso, proprio gravemente ansioso, e arrivo sempre prima agli appuntamenti, e avevo un appuntamento in via Bigli, sotto la casa di Montale, dove c'è una bellissima targa. Avevo appuntamento con uno che invece se ne è strabati i coglioni, è arrivato a mezz'ora dopo, io sono stato lì un'ora a aspettare sotto questa bellissima targa, e saranno passate, non so, 300 persone, nessuno che ha dato un'occhiata. Io invece sono un patito di queste cose qui, e secondo me in ogni posto c'è una storia da inseguire, no? Una storia possibile che ti permette di viaggiare e poi di trovarne un altro, perché io ne ho messe 40, ma mentre facevo ne ho trovate altre. Ho preso delle storie di nomi che stanno, è una lista di memoria, cioè nomi che stanno nella nostra fantasia, ma che però non sai, cioè, non so, ho fatto la Duse a Asolo, piuttosto che la Modotti, piuttosto che a Udine, piuttosto che la Moira Orfei, che sta in un posto vicino al Piave, inaspettato, piuttosto che Iacovitti, piuttosto che sì, insomma, storie così, o strade per un po' pop, cioè, non so, se tu vai a vedere dove è nato Rodolfo Valentino, che è un paesino della Puglia, ai confini con la Basilicata, un posto, no? E questo qui, a fine Ottocento, è nato lì e è diventato come Brad Pitt, questo qui. E c'è dentro un'avventura, una visione, una storia straordinaria, nella quale in ognuna, penso, sta qualcosa che ci riguarda, che tocca qualche nodo della nostra esistenza, secondo me, no? Io ho fatto una storia a Salina, nella casa del film di Troisi, Il postino di Neruda,
peraltro trascurata, ma ecco, per esempio, perché volevo tornare lì, perché quella scena finale di quel film lì, dove c'è Noiret, attore, Neruda, personaggio, che sulla spiaggia solo ha perso il suo amico postino, che gli lascia però una cosa audio, quindi un po' maltrattato, un po' non, e ha perso Troisi perché è morto alla fine del film. Ecco, è una cosa sul rimpianto, per esempio, no? Che è una cosa che bisogna stare attenti a quella roba lì, perché il rimpianto è uno stagno fermo, è una fregatura. Cioè ci sono un sacco di volte che secondo me nella vita che vedi lì un tuo amico, un parente, uno, che capisci che quello lì c'ha bisogno, ma non sta bene. Lui sta zitto, te stai zitto, non sai il gesto, non sai. E poi c'è da fare una roba, ciao, vai, fine. Tardi, qualche volta è tardi. Lo dico da anziano padre che vorrei che le mie figlie mi cagassero il triplo, ma onde evitare che abbiano loro. Però sto dicendo che molto spesso, ecco, le persone a cui vuoi bene meriterebbero un trattamento. È un viaggio anche quello lì, no? Sto dicendo, ecco, cose così, no? Oppure sono andato a Sestu, dove stava l'Emanuela Loi, che era l'unica ragazza della scorta di Borsellino, saltati in aria lì. E, porco giù, e vai lì ed è un paesotto attaccato a Cagliari, brutto, dove li vedi in giro tanti ragazzi e ragazze così, no? Che hanno un progetto, un sogno. Questa ha fatto anche il carabiniere perché voleva andare via, non è che voleva fare l'eroina, un cazzo. Ed è stato, io sono andato prima di Natale, e se uno viene da Milano, dalle strade di Milano, e va lì, il negozio di giocattoli di Sesto, prima di Natale, aveva in vetrina una dama in Monopoli, un arco con le frecce con le ventose per i bambini, che cazzo è una roba che forse degli ultimi noi due li abbiamo usati. No, però li aveva, no? Ed è quindi uno straniamento, poi ho citato, io sono un fan dello straniamento, uno straniamento rispetto al tuo modo di stare al mondo, che ti serve, ed è una cosa sul perdono, quella cosa lì, perché vedi suo papà che è morto, ha fatto 5 anni, tra l'altro, la morte di sua figlia, con la febbre sempre. Io il perdono è una cosa che coltivo, cioè è un sentimento bellissimo, secondo me, che vale la pena stargli dietro. E lì è una bella messa alla prova, perché lì ti girano i coglioni. Cioè, dici, orco giù, dai, un po' troppo, no? Provaci così, a perdonare, no? Che poi il perdono fa parte della nostra formazione, Sì. l'abbiamo perso. No, però è importante, secondo me, nello stare al mondo con gli altri. È un bel sentimento, è un sentimento che ricuce anche una frattura, un contrasto, che ti permette anche di guardarti dentro, non so. Per cui, ecco, quindi è un viaggio, adesso per farla bene, se no sto qua a mezzo, cioè, sono figure che stanno un po' nella nostra memoria, che hanno delle storie importanti, secondo me. In che senso? Nel senso che ci riguardano, in qualche modo, ognuna per un verso. Okay. Lorenzo, posso aggiungere una cosa? Come no? Prego. Perché mi ha fatto venire in mente che tra poco è l'anniversario di Falcone, no? E il 23 di maggio. Lei era scorta di Borsellino. E poi, scusa, tra l'altro questa ragazza, primo impiego, che tu dici, ma cazzo, questa qui, prima volta che va fuori, appena uscita dall'accademia, ma come la mandi a fare la scorta di Borsellino 55 giorni dopo Capaci? Ma dici, ma come? Vabbè, che poi poteva essere Batman, saltava per aria anche Batman, però cazzo, vabbè, no, scusa. No, mi è venuto in mente che sono 40 anni esatti, no? C'è l'anniversario tondo.
il mio giornale L'Espresso ha fatto uno speciale su questo dove mi ha fatto scrivere 30 righe di un episodio che mi hai fatto venire voglia di raccontare, perché il 23 di maggio del 92 io ero a Sarajevo e avevo appuntamento quella sera con Izetbegovic, col presidente della Bosnia. Sarajevo era assediata da 2 mesi, per la prima intervista che lui dava nella Sarajevo assediata. Quindi a Sarajevo naturalmente voi vi dovete immaginare anche lì un film in bianco e nero, cioè non c'erano i cellulari, non funzionavano neanche i telefoni normali, bisognava per trasmettere l'articolo al giornale andare al satellitare della BBC che era Holiday, quindi eri tagliato fuori dalle notizie. Salvo il Presidente della Repubblica perché aveva una linea di priorità col generatore e quindi vedeva la CNN. Io sono entrato, quel giorno tra l'altro era stato un giorno terrificante a Sarajevo, io non so come avessero fatto a contarle, ma avevano detto sono cadute 1000 granate sulla città, potete immaginare. Comunque entro dentro l'ufficio di Izetbegovic e questo signore stava guardando la CNN, si volta verso di me e dice: ma lei è italiano, vero? Dico sì. Guardi, ha visto cosa è successo? Dico no, Presidente, cosa è successo? La CNN stava dando la notizia che c'era la strada delle Capaci, c'era l'immagine del cratere. E mi dice: ma voi italiani potete essere così barbari? Io l'ho guardato e gli ho detto: scusi Presidente, qui c'è una città che sono cadute 1000 granate oggi, almeno secondo quello che dice, e che dice che siamo barbari noi italiani. No, no, questo è troppo, qui c'è la guerra, quella è criminalità, quella è più barbarie della nostra. Ho voluto raccontarvelo. Ma c'aveva ragione, c'aveva ragione, sì. Senti, a proposito del conflitto dei Balcani, una cosa che ti volevo chiedere proprio, ma vedi delle analogie col conflitto in Ucraina, in quella storia là? Sì, ce ne sono tantissime, però con una enorme differenza. Se vuoi prima ti elenco velocemente le analogie. Allora, il conflitto nei Balcani 30 anni fa scoppiò nelle Kraine, tra Croazia, Serbia e Bosnia. Kraina nelle lingue slave significa confine. Le Kraine erano il confine sud dell'impero austro-ungarico. Adesso è scoppiata in Ucraina, stessa radice etimologica, ed era il confine nord dell'impero austro-ungarico. Non è solo una questione semantica o linguistica, è semplicemente il fatto che esistono delle aree del mondo che non sono di definita attribuzione rispetto a una potenza di influenza e che perciò sono soggette alle turbolenze perché sono contese. Secondo, Milošević, quando ha scatenato la guerra nella Krajina croata abitata dai serbi, aveva detto: io vado a denazificare la Croazia perché sono tornati gli Ustaša, cioè gli eredi del regime collaborazionista di Hitler durante la seconda guerra mondiale. Putin ha detto: vado a denazificare l'Ucraina perché sono tornati gli eredi di Stepan Bandera, il collaborazionista di Hitler durante la seconda guerra mondiale. La parola d'ordine di Milošević era: dove c'è un serbo là è la Serbia. Nel discorso di Putin del 23 di maggio ha detto: il mio scopo è quello di riunire i 25 milioni di russi che nella dissoluzione dell'Unione Sovietica sono finiti fuori dalla Russia. E potremmo andare avanti. Questo per dire cosa? Questo per dire che, e poi c'è l'enorme differenza che mentre la Serbia non aveva l'arma atomica e quindi noi pensavamo che stendevamo un cordone sanitario attorno alla Jugoslavia ed eravamo al riparo da tutto questo, qui invece, essendoci di mezzo un paese che ha un impero che ha l'arma atomica, evidentemente questo fa molta più paura e ce ne stiamo occupando proprio per quello, altrimenti avremmo steso un cordone sanitario anche attorno all'Ucraina che si è visto, perché il problema per cui noi ci sentiamo così coinvolti è semplicemente perché c'è di mezzo la Russia e c'è di mezzo la Russia con l'atomica. Però i conti nei Balcani si regolarono 30 anni fa, perché caduto il muro di Berlino, quello ormai non aveva più un interesse geostrategico, la Jugoslavia non era più lo stato cuscinetto tra due mondi e potevamo bellamente fottercene, e se questo è esploso 30 anni dopo è perché 30 anni fa invece il mondo era seriamente preoccupato di che fine avrebbero potuto fare le armi nucleari che erano disperse nelle varie repubbliche dell'impero sovietico, erano in Ucraina, erano in Bielorussia, erano in Kazakistan, eccetera.
e quindi è stata in qualche modo gestita la transizione dopo quella dissoluzione. Sta di fatto che dopo 30 anni, la faccio breve, se no stiamo 4 ore a parlare di Ucraina, che farebbe anche piacere ma non ce lo possiamo permettere. Sicuramente meglio di qualche talk show. No, e quindi il regolamento di conti è arrivato 30 anni dopo sull'Ucraina, semplicemente perché adesso l'Unione Sovietica, la Russia, scusate, che per 10 anni era uno stato straccione, cioè dopo la caduta del muro di Berlino e l'implosione dell'Unione Sovietica, per 10 anni gli oligarchi hanno depredato lo Stato, l'esercito non era più tale, era un esercito completamente allo sbando. Putin ha ricostituito una dignità imperiale alla Russia, rinazionalizzando molti dei possedimenti degli oligarchi e quindi potendo rifinanziare l'esercito, ridandogli una dignità e soprattutto, badate bene, redistribuendo il reddito, perché il motivo per cui oggi lui ha l'82% di consenso, nonostante tutto quello che ha fatto e nonostante sia un dittatore che incarcera i dissidenti, eccetera, eccetera, è perché ha fatto stare meglio i russi rispetto a come stavano prima. E quindi nel momento in cui la Russia, Putin, ha pensato di ridare alla Russia il suo ruolo storico, no? Negli anni 90 la Russia votava tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza presentate dall'Occidente, persino dagli Stati Uniti. Si diceva addirittura che potesse entrare nella NATO. Naturalmente questo non è successo, la Russia si è ricostruita parzialmente impero e a questo punto ha cominciato a guardarsi attorno ai propri confini e a dirsi però tutte le invasioni sono arrivate dall'Ucraina, 1500 gli svedesi, 1600 i polacchi, peraltro l'unico che è riuscito ad arrivare a Mosca e a conquistare è stato un re polacco nel 1600, per 2 anni ce l'ha fatta, poi l'hanno cacciato. Napoleone è passato di lì, Hitler è passato di lì. Quindi nel momento in cui la Russia è tornata potenza, io penso che per una questione di cinismo geopolitico avremmo dovuto pensarci bene su come potevamo muoverci, perché quando è tornata a essere potenza ha cominciato a dire scusa un po', avevate detto nell'incontro dell'89 tra Bush padre e Gorbaciov che cadeva il muro di Berlino, però voi non avreste allargato la NATO, però l'avete fatto. Avevate detto, adesso mi dite che i confini non si toccano perché la conferenza di Helsinki del 75, il tabù dell'inviolabilità delle frontiere, bla bla bla, però al Kosovo gli avete dato l'indipendenza e quindi lì l'America ha deciso che il tabù dei confini poteva essere violato e allora perché non la Crimea? Insomma, tutto questo per dire che Putin ha avanzato alcune ragioni che erano anche buone ragioni, che naturalmente si sono tutte cadute nel momento in cui lui ha invaso facendo il macello che ha fatto, è ovvio, sia chiaro, io ero per armare gli ucraini all'inizio della guerra, adesso non lo sono più perché la guerra ha cambiato segno, adesso è diventata una guerra degli Stati Uniti con la Russia dove noi siamo solo, diciamo così, gli utili idioti di Biden e non mi sembra il caso, ma insomma la butto lì così quest'ultima frase perché altrimenti ci porta avanti 2 ore. 30 anni fa Sarajevo, 30 anni fa le stragi di Capaci di D'Amelio, 40 anni fa un drammatico sabato pomeriggio sul circuito belga di Zolder. Chi era Gilles Villeneuve? Non mi aspettavo. Aspettavi Senna? No, non mi aspettavo nessuno dei due. Era un bimbo, era un bambino, una teppa, come diciamo a Milano, uno di quelli lì che lo sai che non c'è verso, puoi menarli, sgridarli, non c'è verso. E quindi hai una sorta di presentimento che si faccia male, e infatti si è fatto male. Più amato, vero Giorgio? Più amato perché sì, no, ma non solo, questo qui era uno che aveva una scelleratezza scambiata per generosità, cioè era uno che non aveva calcolo, non aveva tattica, lui voleva essere il più veloce sui 4 centimetri, sui 4 metri, sul giro, e quindi anche quando non avrebbe potuto, non avrebbe dovuto, provava a essere più veloce, ma con una persistenza a sguazzare ai limiti del disastro,
che andava oltre la pista, no? Io ho incontrato, adesso per questi 40 anni mi hanno chiesto 2000, allora una volta sono andato quest'inverno, sono stato a Modena a parlare con i suoi vecchi meccanici, questi qui, con Tomaini, per esempio una volta, mi ha detto, una volta aveva fatto le prove a Maranello, aveva questo elicottero, che però non sapeva guidare, guidava guardando la strada che faceva in macchina, no? Cioè, lui da Monte Carlo a Maranello faceva l'autostrada, sopra, ma faceva l'autostrada. E non faceva la rotta, non sapeva neanche cosa fosse. Era un po' tardi, no? E abbiamo detto, ma sta qua a dormire? No, vado, che devo fare? Prende questo elicottero e va, tagliando lì da Ovada, lì, quella lì da Milano, quella lì che taglia verso... ma era buio, no? Non vedeva più un cazzo. Allora ha detto, vabbè, è andato giù in un paesino lì, in piazza con l'elicottero. È arrivato in piazza, è sceso, è andato a dormire alla pensione. Al mattino c'era il mercato. Per cui la multa. No, per cui l'elicottero era circondato dalle bancarelle. E lui ha detto, no, ma io devo partire, adesso il cazzo, adesso aspetti che facciamo il mercato. E poi... Per cui con tutti i carabinieri, perché ovviamente è stato lì a chiacchierare fino a che hanno smollato. C'è un matocco, un bel matocco, leale. Credo che avesse fatto un po' il suo tempo alla Ferrari, perché Ferrari lo prese dopo Lauda, che è stato l'unico pilota che ha tenuto testa a Ferrari come personalità. Per cui ha preso un nessuno dopo il numero 1, ha preso un ragazzo che faceva le motoslitte. Io avevo 17 anni, io ero a Mosport quando ha debuttato, perché Lauda andò via, e io mi cagavo perché avevo 17 anni, ero lì per la stampa, per dire com'era anche la Formula 1, che pazzi anche questi qui, no? E lui arrivò in circuito per debuttare, e non so se tra me e lui chi era più emozionato, più nella merda, perché io avevo a che fare con una cosa che riguardava me, ma avevo di fronte uno che sembrava uno scappato di casa, un trovatello come me, capito? Cioè uno proprio naif, amatissimo da Ferrari, ma anche odiato, lui gli ha spaccato su non so quanti danni, gli ha fatto lui le macchine, cioè quelli che gli spaccavano le macchine gli facevano girare le balle, però teneva duro perché era una sua scommessa. Credo che alla fine avesse un po' finito il suo tempo, tanto è vero che lui ha cominciato a morire a Imola una settimana prima di andare a morire là. Comunque mi ricordo che quando è morto, poco dopo la morte, sono andato a trovare la sua moglie a Monte Carlo, dove c'era Jacques, il figliolino, che sembrava una scimmia, ha distrutto una libreria mentre era un animale anche lui. È diventato campione del mondo. Sì, è diventato campione del mondo, cosa che non è riuscita al padre, dicendo a me, che lo conoscevo da bambino, non domandarmi di mio padre, non parliamo. Fino a quando non ha vinto, lui dice, papà, cioè non voleva essere il figlio di, voleva essere lui, no? E ce l'ha fatta. E per poi perdersi, no? E la Joan Villeneuve, sua moglie, dopo la morte, mi ha detto, allora, noi abbiamo una barca qui giù al porto, un motoscafo, sul quale ha montato 2 motori, non so di quale aerei, per cui, a parte che è invendibile, ma la capitaneria di porto di Monte Carlo, che a Monte Carlo con quelli lì abbronzati a novembre stanno schisci, perché sono tutti... Ha chiesto se per favore, prima di accenderlo, potevamo trainarlo al largo, dal casino. No, cioè, fuori cilindrata, no? Patrick Tambay, che era il suo amico pilota della Ferrari, che ha sostituito Villeneuve alla Ferrari quando è morto, mi ha detto, ma questa storia dell'elicottero, un giorno avevamo la famiglia a Villari in vacanza d'inverno, mi ha detto, tipo, devi andare a trovare tuo marito e tuo figlio, vieni con me in elicottero. E io sono andato convinto che sapesse, invece andava seguendo una strada. Siamo arrivati lì e c'erano le nuvole basse, non si vedeva niente. E lui ha detto, vabbè, mi sono rotto i coglioni, è andato giù, è atterrato tra 2 ski lift con le pale a 1 metro, con 500 sciatori sdraiati per terra, è saltato giù e ha detto, ci vediamo domani, è andato. No, insomma,
Ecco. Coi tempi come siamo messi? Andiamo avanti, ditemi voi, io ho bisogno qua di un Big Bang che in caso... Però dalle 10:30, Ma che ora è? da una Che ora è? da una certa ora si fuma, però, no? Le 11 meno un quarto. Alle 11 libero fumo anche qua dentro. Esatto. Senti, però, insomma, la Formula 1, ne parlavamo prima, un risultato quest'anno l'ha già ottenuto, cioè si è tornato a parlare di Formula 1 al bar, e non è mica poco perché era da mo' che non se ne parlava. La domanda che immagino non ti abbia fatto nessuno, ma se la fa la Ferrari quest'anno secondo Che me? ne so io. Che cazzo ne so? No, se ne parla perché la Ferrari vince, è come la mamma, la pizza, cioè, è una tradizione troppo forte per essere... Siamo messi bene, dai. Sì, messi bene, sì, saranno lì però tutto l'anno, insomma, dipenderà da poche cose tecniche. No, sì, nel senso che quando sono 2 decimi, 3 decimi è messa a punto, è questione di messa a punto, non è questione di altro. Cioè, se la Mercedes vince con un secondo giro di margine, non c'è niente da fare, non ce la fai. Se sono 2 decimi, ce la fai, cioè cambia una pista, cambia un fondo, cambia una regolazione e vai avanti di 2 decimi però, o di 1 decimo, quindi sarà un anno così, può vincere, può perdere, però può vincere. Gigi, prima abbiamo parlato del rigore di Farouk, però tu il calcio l'hai raccontato anche nella storia di un ragazzino, un africano, Amadou. Sì, lì ho fatto un'operazione un po' diversa, cioè nel senso che mentre l'ultimo rigore di Farouk è letteratura del vero, cioè tutti elementi di verità scritti in forma di romanzo, e il più crudele dei mesi è anche quello, letteratura del vero, lì invece è un fenomeno vero che io ho raccontato però con gli elementi del romanzo, cioè Amadou non esiste, o meglio Amadou è la somma di tutti i ragazzi africani che cercano fortuna col calcio in Italia e in Europa, e lì ho raccontato un fenomeno vero, il fenomeno tutto vero, mi sono documentato, sono andato nelle scuole calcio in Africa di questi qui, sono andato a parlare con molti di quelli che sono arrivati coi barconi, per poi costruire il mio personaggio che si chiama Amadou e a cui faccio percorrere tutti i mali della contemporaneità. Il romanzo comincia idealmente nell'estate del 2014 al Mondiale brasiliano e finisce nel 2016. Amadou ha dai 14 ai 16 anni e io lo faccio partire con questi finti procuratori che lo ingannano, e pensa, ci sono 15.000 ragazzi ogni anno censiti da questa associazione che si chiama Foot Solidaire. Io molte storie le ho trovate negli archivi di Foot Solidaire, che è questa organizzazione francese che si occupa di tutti i ragazzi truffati con il calcio, con il sogno del calcio. E gli faccio attraversare, lo faccio arrivare a Marsiglia, gli faccio attraversare la banlieue, gli attentati di Francia, cercano di convincerli a diventare dei martiri, degli shahid del jihadismo, scappa, arriva in Italia, conosce la periferia, conosce anche il sesso e l'amore, eccetera, e poi c'è un finale che non facciamo spoiler assoluto se qualcuno vuole leggere il libro. Ma lì l'esigenza era nata dopo Farouk, perché dopo che avevo scritto l'ultimo rigore di Farouk, gli editori mi chiedevano di raccontare qualche altra storia che legava il calcio alla politica oppure a un tema sociale. E a me in realtà la cosa che interessava di più era fare attraversare a un ragazzo di 14 anni, non italiano, i mali della contemporaneità, partendo ovviamente dal tema dell'immigrazione, che allora era anche lì, adesso ci sembra trapassato remoto, continua ad arrivare della gente coi barconi, no? E quindi mi interessava raccontare quello, e il calcio in quel caso era un pretesto per raccontare una storia vera, cioè un fenomeno vero. Ma sai la cosa più pazzesca che è successa? Allora, il romanzo Non dire addio ai sogni è uscito a settembre del 2020 e a novembre del 2020 un ragazzo che si chiama Amadou, che viene da un paese a 80 km da Dakar come il mio Amadou, anche se il paese non è lo stesso, questo abitava 80 km a sud di Dakar, io l'avevo ambientato in un posto che si chiama Palo, che sta a 80 km a nord di Dakar.
messo su un traghetto della speranza dal padre, perché doveva avere un contratto con una squadra italiana, e seguendo una nuova rotta. Io al mio Amadou faccio fare un percorso che parte dal Senegal, arriva a Marsiglia, arriva a Nizza e poi alla stazione Termini di Roma, e poi finisce a Genova dove lo arrestano e vabbè. Insomma, sto ragazzo che aveva giocava terzino destro come il mio Amadou, persino quel dettaglio, fa questa nuova rotta, prende uno di questi barconi con cui che la nuova rotta parte dal Senegal, arriva alle Baleari e poi da lì sono in Europa e l'avrebbero portato in Italia, e muore lungo questa rotta. Un collega francese mi manda il giornale e sai quelle cose che dici, adesso io non lo so, vabbè, usiamo l'iperbole, la letteratura che precede la vita. Cioè, mi sono sentito, nel momento in cui la mia storia si è incarnata quasi al dettaglio, e tra l'altro in questo caso in Senegal ha provocato la revisione della legge sul traffico dei migranti, hanno bloccato tutte queste imbarcazioni che ormai facevano questa nuova rotta dell'immigrazione, hanno messo la polizia, perché provocò un grande sconcerto, soprattutto per il fatto che era stato il padre che lo aveva spinto in mano di questi finti procuratori, pagando questi procuratori. Tra l'altro, pensate, sti ragazzi partono pagando delle cifre che vanno dai 4 ai 6.000 euro, cioè che per noi sembrano una sciocchezza, ma che per loro sono un patrimonio, e spesso le famiglie si indebitano con degli strozzini, con degli usurai. C'è un racconto di un ragazzo che ho letto appunto negli archivi di Food Solidaire, che dice che il suo carico era di 160 ragazzi. Moltiplicalo pure per 4.000, ma comunque questi sono i soldi che sono spesso europei, soprattutto francesi e belgi, ma anche italiani. E quindi niente, la cosa che interessava a me era raccontare i mali della contemporaneità attraverso Amadou. Poi purtroppo un Amadou è morto quasi esattamente nello stesso modo del mio romanzo. Sì, che a Verona abbiamo un Amadou che ce l'ha fatta, che è il portiere della Virtus Verona, la seconda squadra adesso della città, di un piccolo quartiere est di Verona. Ecco, il mio Amadou non muore e non ce la fa, ma insomma, vabbè. Giorgio, Suite 200, vogliamo raccontare a questi signori che ci stanno? Sanno però. Non lo so se lo sanno, dai. 200 è l'ultima notte di Senna, il numero della stanza. Tu hai dormito in quella stanza? Non con Senna però, poi un po' dopo. Sì, è la stanza dove è stato l'ultima notte, sì, certo sono andato lì, ma insomma è un libro sul fatto che, su quel momento lì, che io auguro a tutti, insomma, o tutti abbiamo avuto o avremo nella vita, in cui tiri una riga, cioè hai un sacco di cose in ballo e devi fare un po' di conti con te, col tuo destino, con le tue scelte. Poi quella lì era l'ultima per lui, povera Stella, no? Insomma, però aveva effettivamente in quel momento lì molte cose in ballo, compresa la morte di un collega che non succedeva da molti anni, prima volta di quella generazione lì, prima visione quasi. No, era successo nel 86, 8 anni prima, De Angelis, anniversario ieri di De Angelis, però insomma, però abbiamo un sacco di cose da decidere, far partire la fondazione, perché per lui era un tema importante, perché era un uomo che era ossessionato dal dover restituire ciò che aveva ricevuto in termini di qualità del proprio lavoro, del proprio impegno, ciò che aveva ricevuto in termini di talento e opportunità. Era ossessionato dalla parola opportunità, no? Lo diceva sempre me. Dentro quella favela lì quanti magari bravi medici ci sono, o falegnami o architetti, quindi aveva in mente di fare la fondazione, che poi è stata fatta, ma non era ancora nata. Aveva in mente di progettare il suo dopo carriera, quindi aveva appena fatto un contratto di importazione dell'Audi in Brasile, però aveva
la certezza che Schumacher, che era l'altro, il nuovo che avanza, anche questi si sentono. Questa cosa è straordinaria, no? È come sono come gli animali da Capobranco. Cioè appena ce n'è un altro così, lo vedono, non so, annusano che quello là ha addosso qualcosa che c'hai tu e vorresti avere solo tu, e invece c'era anche quello là. Ma era certo che la sua macchina fosse irregolare, che erano cambiati i regolamenti, che fosse avesse il controllo di trazione, perché la gara prima si era riuscito il primo giro, è rimasto lì in pista, aveva sentito il rumore che aveva il controllo di trazione. E poi è morto Ratzenberger il sabato, male, perché è morto male, cioè sangue, cioè è difficile vedere, insomma, con una serie di accadimenti curiosissimi, sembrava un film di Kubrick quel fine settimana lì. Non è mai successa una cosa così, no? A me non è mai successa in 40 anni. Cioè. Quindi il libro è la sua ultima notte, con un prologo che è la morte di Ratzenberger sabato e l'incidente gravissimo di Barrichello il venerdì, che era il suo delfino, il suo ragazzo brasilianino, con questo dialogo con Sid Watkins, che era il medico della Formula 1, che era un ateo votato all'alcol, molto simpatico, mentre lui era un monaco da pista, chiesa evangelica, che gli ha detto: sabato andiamo via, basta, andiamo a pescare. Che non si dice mai a questi qui una roba così, no? E poi la domenica, che è stato uno shock, perché come i film western, dove c'è il capo degli indiani che attacca, sparano ma lui non lo beccano, va dietro la rupe, raduna i guerrieri e riattacca, e se no finisce il film. E invece è finito il film. Sì, io ho proprio fatto una rimozione, mi ricordo che dicevo, nonostante l'evidenza di quel danno lì, dicevo: ma no, c'è niente, dai, ma dai, adesso mi chiamano, mi dicono. Invece a un certo punto me l'ha detto in faccia la dottoressa a Bologna. Mi ha detto, guarda. Sì, è stato perché poi io avevo un attaccamento a quell'uomo lì, perché è un uomo con un'anima esposta, era un uomo che gli diceva delle cose inaspettate, fortissime. Non ti capita spesso, non ti capita quasi mai di avere uno così, cioè campione del mondo, uno che dice no, che invece, ecco, dico sempre questa roba qua, cioè è come vedere uno che fa delle robe che sono lontane dal tuo fare, ma proprio non ce la fai, e che all'improvviso ti somiglia, dice una cosa che potrebbe dirti un tuo amico, potresti dire tu a un amico in un rifugio di montagna di notte quando parli col buio, ecco, e quindi non te lo dimentichi, ti segna questo qua, no? Quindi è l'ultima notte di quel povero Ayrton. Grazie a voi. Domande? Vai. È un po' tornando in realtà agli argomenti affrontati all'inizio di questa serata, per cui ringrazio tutta l'organizzazione perché è stata stupenda. Togliti la mascherina, sennò si sente male. Prova? Sì, ok, vai. sì, perché è doppia probabilmente, va bene. Tornando ai discorsi un po' dell'inizio, diciamo, di questa serata, che è stupenda, quindi ringrazio l'organizzazione al di là di tutto. Si parlava appunto del giornalismo in Italia che è un po' in un guano, e mi è venuto da chiedermi, e faccio un nome che non è venuto fuori ma che secondo me potrebbe avere a che fare, potrebbe centrare con tante delle cose che sono state dette prima, ovvero il ruolo e l'attività che potrebbe potenzialmente avere l'ordine dei giornalisti in questo senso, per dire,
Mi vengono in mente appunto la differenza tra il giornalismo in America e in Italia, in cui effettivamente in Italia si sa ci sono 3-4 editori che posseggono magari la maggior parte, che possiedono la maggior parte dei giornali, quando in America invece ne esistono tante, anche locali, piuttosto indipendenti, e riescono a proliferare. Io pure mi viene in mente della Germania, si parlava prima Deutsche Welle, che ha praticamente 5 canali tra radio, internet, tv e traduce le notizie tedesche in 30 lingue diverse. Esempi di questo tipo, mi viene da chiedermi che cos'è che manca per arrivare a quello, cioè cosa ci manca nel giornalismo italiano per uscire da quel guano. Non è che forse un'attività, un ruolo dell'ordine dei giornalisti non solo come dei giornalisti, non solo come albo, lista di nomi, tra virgolette, non lista di nomi, però non solo come albo, potrebbe aiutare in questo in termini di formazione, perché sì, viene fatta, però forse non è molto al passo dei tempi. Si parlava della formazione dei conduttori televisivi, così come potrebbe essere anche quella radiofonici, sia in termini di difesa e sostegno ai giornalisti che in questo modo potrebbero, forse sono io un po' speranzoso in questo e ottimista, essere meno portati alla collusione con la politica, al voler mantenersi la cadrega. Perché? Perché avrebbero il sostegno, diciamo, da questo punto di vista dei giornalisti. Mi vengono in mente le SLAP con 2 P finali, ovvero adesso mi ero trovato il termine, sono delle cause legali, potremmo dire, scusate, perché dall'inglese l'acronimo non mi viene in mente, Strategic Lawsuit Against Public Participation, ovvero delle cause legali tipo class action fatte apposta da alcune multinazionali o da alcuni enti contro un giornalista o un giornale o un gruppo di giornalisti, basandosi su cavilli proprio per intimidare e disincentivare a continuare un'inchiesta o un'indagine su questi aspetti. Quindi la vostra opinione su quello che potrebbe essere potenzialmente un ruolo più attivo e più presente dell'ordine dei giornalisti italiano. Non è che magari è quello che ci manca per uscire dal guano e arrivare a Germania, Francia? Guarda, non ci siamo messi d'accordo. Per me l'ordine dei giornalisti è un ente inutile, per quel che mi riguarda. Cioè, per dire, lui ha citato quell'iniziativa lì, ma non parte mica dall'ordine, quella della scuola per i conduttori. Cioè, l'ordine dei giornalisti è lontanissimo da queste problematiche qua, non gliene importa una minchia. Zero proprio, quindi eventualmente è un rapporto, è qualcosa da innescare con gli editori, secondo me, ma l'ordine dei giornalisti, per me, io ho 64 anni, compio quest'anno, è un ente inutile, lo dico senza fare il polemico, ma veramente. Non so cosa pensi tu. Allora, intanto l'ordine dei giornalisti, come sai, esiste in Italia, forse in Grecia, ma non esiste da nessun'altra parte del mondo. Esistono degli albi professionali che sono tutt'altra cosa. Il problema non sta, secondo me, e oltretutto non è nel suo statuto fare una roba come tu la proponevi. Io credo che noi usciamo da questa situazione solo nel momento in cui, appunto, vai a cercarli. L'unico che ho conosciuto è stato un grandissimo, ma è morto nel 2009, si chiamava Carlo Caracciolo, l'unico editore puro che io ho conosciuto. È che esistano delle persone che pensano che tra le loro, cioè, di fare dell'editoria la loro attività principale, e che quindi facciano l'editoria per fare l'editoria e per vendere i giornali e possibilmente per vendere dei buoni prodotti. Io non vedo nel panorama italiano come questo possa succedere adesso. Vedo però una cosa, che mentre prima abbiamo parlato delle nuove tecnologie, del problema della velocità, di quanto questo mette i bastoni tra le ruote al buon giornalismo, eccetera, posso anche aggiungere però che le nuove tecnologie permetterebbero di fare del giornalismo a basso costo dal punto di vista del costo della produzione, diciamo, no? Ieri io ero al Festival di Peccioli, a proposito dei posti d'Italia meravigliosi, non sapevo cosa fosse Peccioli, c'è un festival letterario, ci sono andato ieri a presentare, è vicino a Pisa, è un posto meraviglioso, un borgo italiano dove adesso fanno questo festival del giornalismo perché hanno talmente, scusami, del festival letterario,
perché hanno talmente tanti soldi che gli derivano dal fatto di avere messo lì una discarica, quindi nessuno paga le tasse perché coi proventi della discarica, eccetera, eccetera, non pagano le tasse e per di più hanno un fracasso di soldi nel comune e hanno fatto un festival letterario. Chiusa parentesi. Ti dicevo, a Peccioli questo... no, non mi hanno pagato, però ho conosciuto un bel paese. In ogni caso, il festival era gestito da un giornale online che si chiama Il Post, non so se lo conosci. Ecco, Il Post, nel suo piccolissimo, è un esempio di come se può fa, come si dice a Roma. Se può fa, perché l'ho scoperto appunto domenica sera, che Il Post ha cominciato con un piccolissimo gruzzolo di capitale una decina d'anni fa. Adesso hanno 30 giornalisti professionisti dentro Il Post, non hanno padroni di fatto, perché sono i giornalisti stessi. Colui che lo fondò si chiama Luca Sofri, è il figlio di Adirano Sofri, e l'ha fatto lui assieme a un gruppo di amici, e soprattutto guadagnano soldi, essendo indipendenti. Dunque ci sono degli episodi che ci possono far dire c'è una strada da poter seguire. Bisogna avere qualcuno che abbia la visionarietà di immaginarsi un prodotto. Qual è quello che si è inventato Luca Sofri, che me l'ha spiegato molto bene domenica sera? Mi ha detto, era inutile che io andassi a competere con i giganti dell'informazione, no? L'unica cosa che potevo fare però è una: io mi sono accorto che quando tu leggi i giornali e ti perdi le puntate precedenti, non c'è più nessun giornale che ricapitola. Allora, le cose importanti spiegate bene, questo è il loro slogan. Se tu vai sul sito del Post, e c'era i fans club del Post, c'era un sacco di gente a Peccioli, che erano tutti gli abbonati del Post, che erano venuti perché era una sorta, oltre che il festival letterario, anche di kermesse del Post, eccetera. Che tutte le cose che succedono, lì tu il giorno dopo sul Post ti trovi, ci sono dati, le 24 ore di tempo, eccetera. Chi è Lavrov, quello che ha fatto, e lì tu c'è tutta la storia di Lavrov, quello che è arrivato a dire questo, e bla bla bla, eccetera, eccetera. E il loro slogan è: le cose che succedono spiegate bene, no? Tu non sai che cosa sono i missili, cioè, quali armi ha fornito l'Occidente all'Ucraina e quali sono quelle difensive e offensive. L'Europa e gli Stati Uniti hanno fornito hanno mandato tot missili che hanno queste sono difensive. E ti spiega per filo e per segno le cose che loro per primi si chiedono: perché non me l'ha spiegata la stampa mainstreaming? Te lo spiego io. Ecco, io penso che non sia un ordine dei giornalisti non può imporre nulla in questo senso, semmai la deontologia professionale è protetta dall'associazione dei giornalisti più che dall'ordine, no? Dal fatto di appartenere a un albo che in qualche modo ha uno statuto a cui tu devi rispondere, ma soprattutto che nascano delle iniziative, perché come tutte le cose anche le nuove tecnologie sono un limite, e i limiti ve li ho spiegati tutti, o un'opportunità, dipende da come le usi. Un'opportunità che è sorta è stata per esempio questa. Ti faccio un altro esempio: c'è un altro sito, penso che siano gli unici due per la verità, però sono due, che si chiama The Post Internazionale. L'hanno fondato 4 ragazzi, vabbè, erano un po' tutti figli perché uno è il figlio di Gambino, storica firma dell'Espresso, l'altro è il figlio di Mentana, l'altro è il figlio di Lerner, eccetera, eccetera. Magari con i capitali di papà, no? Con la paghetta un po' pagona di papà. Però anche The Post Internazionale però è gestito da sti ragazzi, è in attivo e hanno fatto un settimanale di carta. Da settembre c'è un settimanale di carta che va in edicola con i proventi del sito, perché anche quel sito che invece al contrario del Post si è specializzato in inchieste, molte inchieste sul Covid, anche quelle fatte per esempio da Francesca Nava, che peraltro è una che ha scritto un libro sul Covid, cioè sulle inchieste legate al Covid, molto bello, sono state fatte da quel giornale lì. Anche lì adesso sono tutti giovani, sono tutti tra i 30 e i 40 anni. Sono giovani a 40 anni, Giorgio? e anche loro anzi non sopravvivono, campano piuttosto bene con un'altra iniziativa che ha coperto uno spicchio dell'informazione che non si fa più, perché anche fare le inchieste costa in termini di tempo e di persone che ci si dedicano. Quindi è il mercato che alla fine, e le idee di trovare la tua nicchia di mercato che possono approdare i risultati che tu dici, di sicuro non un ordine dei giornalisti.
mi allaccio a questo discorso una cosa velocissima, giusto per chiedere un chiarimento, perché proprio Eraldo vorrebbe ispirarsi come al Post, ovviamente fate le dovute e rispettosissime proporzioni, però c'è sempre... Andate a Peccioli, fatevi dare i soldi al sindaco. Forse infatti ci stavo pensando in questo momento. Però c'è sempre un là che è importante, perché le cose spiegate bene costano. Esatto. Cioè, c'è un modo per superare il primo step, che è quello di pagare i bravi giornalisti per fare le cose fatte bene, per poi cominciare ad andare... Devi avere una riservina per provare, per partire, no? Cioè, devi avere una riserva per partire. Poi, cioè, se tu fai un investimento che non può, anche può non essere molto rilevante. Io penso che molti giornalisti, messi come siamo, non è che ne fanno una questione di soldi per lavorare, per scrivere. Il problema deve avere una riserva che dura un po'. Poi se non va bene, cioè deve partire qualcosa, perché se no diventa un pozzo senza fondo, no? Ma devi avere una partenza, una base di partenza finanziaria per qualunque iniziativa, vale questo discorso, anche se fai un negozio di scarpe, non so, come devi fare una scorta per poi vedi, se non vendi un cazzo... Grazie. Grazie.